ULSS 7, dito puntato sull'attesa. Certamente quella delle liste per avere visite e accertamenti, ma anche e soprattutto dito puntato sull'attesa di risposte che non arrivano. L'unica cosa che non funziona è negare il problema. Come ho sentito l'assessore regionale La Lanzarin, nega il problema della fuga dei medici, nega il problema delle liste d'attesa. A negare i problemi non si risolvono. Anche qui, se non ci si mettono dentro cervelli, la cosa va avanti per routine di come facevamo le cose 10 anni fa e non è più sufficiente. Dunque, ancora una volta, problemi e disagi passano da una critica forte, decisa sulla disorganizzazione dell'ULSS. Io credo che i cittadini vogliano limpidezza, vogliano tranquillità, quindi è una questione di opportunità, di eleganza. Uno dovrebbe capire che forse non è nel posto giusto, al momento giusto, ed è una questione proprio anche di rispetto dei cittadini, perché i cittadini dicono: caspita, è il nostro problema principale, vogliamo il cavallo vincente, vogliamo la persona migliore che c'è. I cittadini meritano risposte, fanno delle domande alla politica e quindi la politica deve rispondere sempre e comunque agli elettori, ai cittadini. E in questo caso, ripeto, siccome le nomine dei direttori generali dipendono direttamente dal governatore, è lui che deve battere un colpo per primo. Da parte del personale, da parte dei cittadini, manca un ingrediente fondamentale e allora la fuga dei medici e degli infermieri continuerà, i cittadini si disaffezionano e non fanno altro che protestare, giustamente per problemi che vivono. Il silenzio non salva l'ospedale. Ah, sicuramente. Il silenzio e la negazione dei problemi non salvano mai niente.